Stasera tante sorprese. Pochi sanno, intanto non poteva essere diversamente stasera, che il cavaliere ufficiale Nino Bellomo non avesse la presenza, grazie all'invito di Francesco, di ben una trentina di cavalieri insigniti che sono presenti in sala e che vogliono omaggiare Nino Bellomo. Io penso di dover interpretare il pensiero di tutti per l'affettuosità che Nino Bellomo ha avuto per i suoi, io dico 40 anni di appartenenza, perché lui è uno dei soci più anziani, fondatori, che ad Agrigento per primi hanno portato avanti la nostra associazione, l'associazione ANIOC. L'associazione ANIOC non è altro che un'associazione di insigniti che hanno ricevuto le licenze cavalleresche. Allora abbiamo pensato di fare un piccolo omaggio a Nino. Grazie. È semplicemente un qualcosa che ha una piccola testa. Al cavaliere ufficiale Nino Bellomo, al cavaliere ufficiale Nino Bellomo, grande interprete pirandelliano, premio alla longevità, Agrigento 31 luglio 2024. Grazie. Lui era una figura più ierarchica di me e quindi fa più bella figura, e anche lui, che io ringrazio profondamente. Tra l'altro siamo contenti perché io, essendo juventino, finalmente ha preso lui la Coppa dei Campioni. Coppa dei Campioni a Nino Bellomo.